Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta che oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e anche nel resto del mondo. Naturalmente notizie ne abbiamo tantissime, come sempre si parte dalla Marmolada, ma poi c'è da fare il punto sulla siccità, sul caldo. È passata l'ennesima perturbazione velocissima nel corso della notte che ha portato più danni che sollievo. Ci si aspetta l'arrivo dell'anticiclone per quanto riguarda le temperature, ma per ora siamo ancora con massime piuttosto alte, magari si è abbassato di un paio di gradi, poi vediamo assieme le grafiche, le tabelle dell'ARPAV per vedere che cos'è successo. La politica, le città che hanno rinnovato sindaco e consigli comunali cominciano a marciare nuovamente con le azioni amministrative, la cultura, lo spettacolo, insomma è solita ora e mezza di notizie fresche da tutto il Veneto. Partiamo però dalla Marmolada, perché sono ancora in corso, lo sappiamo, le ricerche. Ci arriva adesso un lancio di agenzia che ci dice che sono operativi 3 radar per il monitoraggio del ghiacciaio e per ora, questo riguarda pochi minuti fa, non hanno registrato nuovi movimenti i 3 radar installati a rifugio Marmolada dal Dipartimento della Protezione Civile, Foresta e Fauna della provincia autonoma di Trento con la supervisione del geologo Nicola Casagli. La strumentazione permetterà di capire cosa sta succedendo e di fornire una maggiore sicurezza agli operatori che stanno portando avanti le operazioni di recupero. Si tratta di 3 radar che danno la possibilità di misurare a distanza, in condizioni quindi di assoluta sicurezza con un'alta precisione, tutti i movimenti della parte alta del ghiacciaio e delle rocce circostanti. Quindi non solo si cercano eventuali superstiti, si cercano altre vittime, si cerca di poter trarre in salvo qualcuno, ma bisogna farlo con la massima sicurezza. Torniamo in studio perché abbiamo anche un'altra notizia molto importante. Alessandra De Camilli, persona coinvolta nel crollo, nella disastrosa valanga di qualche giorno fa, ha pubblicato sui social l'addio a Tommaso Carollo. Lei, architetto di 51 anni di Schio, è ricoverata sotto shock in un letto d'ospedale a Trento nel reparto di ortopedia. Lui non ce l'ha fatta, il compagno Tommaso Carollo, 48enne di Zanè, è una delle vittime accertate. Lei fa sapere tramite i social di essere naturalmente in condizioni comunque serie, dice appena potrò riutilizzare il telefono lo userò per rispondere alle chiamate delle tantissime persone e dei messaggi che sta ricevendo da quando si è diffusa la voce del fatto che si è salvata, e ha voluto salutare il compagno con questa fotografia che li ritrae in montagna, il luogo che per loro era importantissimo. Quindi comincia a evolversi anche da un punto di vista emotivo, molto personale, intimo quasi, questa tragedia che ha colpito l'Italia e che naturalmente ha colpito anche i paesi esteri da cui provenivano alcuni degli scalatori, dei turisti coinvolti nel crollo. Andiamo avanti col nostro telegiornale. Allora, c'è stata una conferenza stampa ieri sera a Canazei, è stato fatto il punto della situazione, vediamo quali sono le novità. Si tratta di un servizio, una lanciata della conferenza stampa di Canazei. Durante la riunione tecnica abbiamo confermato il percorso che stiamo continuando della ricerca sul campo da parte delle donne e delle uomini dei soccorsi. Appena possibile, continuando comunque l'attività che stiamo facendo e che non è mai stata interrotta con i droni, appena possibile inizieranno ricerche in sicurezza
con personale sul posto. E questo con modalità tecniche di sicurezza che abbiamo e sono state da parte dei nostri apparati tecnici messe in campo. Organizzeremo via terra nella parte più sicura della slavina, nella parte più bassa, per cui nella parte più bassa organizzeremo un'attività di ricerca a vista, smuovendo un pochino la terra in superficie, la polvere che è rimasta, visto che il ghiaccio ha cominciato a sciogliersi. Questo è un problema che abbiamo rilevato oggi, poiché l'attività con i droni non dà più i risultati che ci aspettavamo. Perché questo? Perché si sta sciogliendo la parte, diciamo, acquosa della massa che si è staccata e sciogliendosi e abbassandosi lascia in superficie la polvere e la parte sassosa. Per cui tutto quello che c'è sotto adesso è coperto da una coltre di polvere sostanzialmente. Per cui i droni fanno fatica adesso a individuare qualcosa se non è molto evidente. Metteremo delle sentinelle sostanzialmente che ci garantiranno una via di fuga su un eventuale distacco certa. È per questo che facciamo per adesso la parte più bassa dove si è fermato l'ultimo deposito, insomma, di frana. Ecco, per i prossimi giorni non posso dirvi altro perché vediamo che cosa riusciremo, insomma, a portare a casa con questa attività. È probabile che utilizzeremo anche dei cani specializzati, dobbiamo anche definire la cosa, però non stiamo lasciando nulla di intentato. Noi ragionevolmente, andando nella parte più bassa, abbiamo calcolato il punto di arrivo là, che è di quasi un minuto, ok? E per quello quando diciamo ragionevolmente sicurezza non è totale, però questa cosa la dobbiamo fare. E la faremo con la massima attenzione come quello che abbiamo sempre fatto in questi giorni. Questo dimostra che la volontà di operare pur anche in situazioni di difficoltà, ma di andare sul campo a fare le ricerche da parte dei nostri servizi è totale e completa. Si tratta di un evento eccezionale, se non unico, e questo lo testimoniano anche molti esperti che conoscono la materia, che c'erano anche tante delle guide alpine, diciamo, sul fronte, e quindi persone ben a conoscenza della situazione. Dopodiché capiamo lo stato d'animo dei parenti, degli amici, delle persone che in questo momento sono state colpite. Era sicura la Marmolada, comunque, per voi, per le autorità, per tutto quello che è stato fatto? Non c'era nessun, come dire, pensiero di poter pensare che qualcosa potesse... Trattandosi di un evento unico, questo possiamo dire. Avete sentito, è anche un po' una risposta alle tante polemiche che stanno sorgendo sull'accessibilità, sulla pericolosità di un accesso in Marmolada nei giorni scorsi. È un tema decisamente importante, era prevedibile che sarebbe emerso. A proposito di questo, arriva una nota ora tramite i lanci di agenzia. È opportuno fare chiarezza sulla chiusura della Marmolada, altrimenti ci troviamo con il passo di Fedaia che è un deserto. Ora si può arrivare al passo, vi è l'accessibilità alla strada e alle strutture che sono al di là della diga, aperte e in sicurezza. Così il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, precisando che la zona chiusa è quella che parte dalla zona bassa del ghiacciaio, dove c'è in questo momento la vegetazione, e arriva fino alla cima. La chiusura in questo momento è una scelta dovuta, un modo per garantire la sicurezza e la capacità operativa dei soccorritori, evitando che siano intralciati da curiosi o gente che vuole arrivare sul posto. Quindi questo è importante poi anche per le ricadute economiche sul territorio. La strada è aperta, si arriva, c'è una parte del passo Fedaia in cui si può andare tranquillamente, una parte invece che
ovviamente è chiusa al pubblico sia per motivi di sicurezza, lo ricordiamo, che per evitare di intralciare il lavoro delle squadre che stanno operando sul posto. Questo era molto importante da dire, perché insomma si era sparsa la voce che non fosse raggiungibile nemmeno il lago Fedaia. Poi su tutte le polemiche sorte in questi giorni rispetto al fatto che si potesse o meno, che ci fosse la possibilità o meno di salire sulla Marmolada, questo è tutto un altro paio di maniche, lo vedremo di sicuro nel seguito della nostra informazione. Adesso però noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ovviamente il tema principale di questi giorni è quello del disastro della Marmolada. Abbiamo visto una parte naturalmente della montagna è ancora chiusa, ancora interdetta a chiunque non faccia parte delle squadre di soccorso, invece nel resto del passo Fedaia si può arrivare tranquillamente. C'è poi tutto il tema del turismo morboso di chi sale per vedere qualcosa di più, questo ne abbiamo già trattato nei giorni scorsi, ma adesso vediamo il punto sulle ricerche e soprattutto l'aggiornamento sui soccorsi. Parti di abiti, zaini, effetti personali, ma anche lo strazio dei resti dei corpi martoriati degli alpinisti travolti dal ghiaccio. Le ricerche, riprese all'alba con i droni supportati dagli elicotteri, stanno riportando a valle frammenti delle tante vite spezzate nella tragedia della Marmolada. Per i familiari, almeno se un reperto poi venisse catalogato, identificato come il loro congiunto, è già una grande cosa, ok? Una grandissima cosa. Peggio sarebbe che non si trova niente. Un recupero straziante e lungo, quello del riconoscimento delle vittime. Al lavoro anche i RIS di Parma per confrontare i resti con il DNA dei parenti, ancora alla ricerca dei propri cari. Il problema è la parte organica da capire a chi appartiene, che ho appena detto ci vorranno probabilmente mesi a fare tutte le analisi, sono tanti, essere aperti, ma sono tantissimi. Forse domani o dopodomani gli uomini del soccorso alpino tenteranno l'ispezione del ghiacciaio da terra con gli specialisti delle ricerche e le unità cinofile, ma tutto dipenderà dalle temperature per non mettere a rischio i soccorritori. Se si fa qualcosa, non so se sarà domani o dopodomani, o se si fa qualcosa si fa chiaramente alle prime luci dell'alba. L'ipotesi che qualcuno degli escursionisti sia caduto nei 2 crepacci che si sono aperti nel ghiacciaio rende difficile la possibilità di recuperarli tutti. Da testimonianze che io ho raccolto di persone che hanno visto, insomma, sul posto, può esserci questa eventualità. Lì è chiaro che lì non si potrà più fare niente, perché è talmente alta la superficie del ghiaccio in quei posti lì, sono 2 crepacci che sono stati completamente coperti, l'abbiamo già detto, mi ripeto, dalla frana. È impossibile, non c'è un qualcosa che può darti una mano a spostare tutte quelle migliaia di metri cubi di ghiaccio e roccia, non è possibile. Le immagini del soccorso alpino girate sulla sommità della Marmolada il giorno prima della tragedia ed oggi mostrano da vicino l'entità del distacco e gli enormi blocchi di ghiaccio che ancora potrebbero cadere. Per questo le autorità hanno deciso di vietare l'accesso a tutta la Marmolada. Abbiamo deciso di chiudere tutta l'area della Marmolada in modo da essere in sicurezza, perché al momento anche ci sono i potenziali crolli ulteriori della parte caduta, quindi per tutelare appunto tutte le persone abbiamo deciso di chiuderla e poi anche per tutelare i soccorritori che stanno svolgendo un lavoro difficile. Nelle prossime ore verrà fissato, probabilmente per sabato, il giorno di lutto cittadino. Presumibilmente faremo una giornata di lutto cittadino, poi ci sarà una celebrazione da parte del nostro arcivescovo che verrà da Trento. Momento religioso, ecco, un aspetto, è un segno di una parte, di una comunità cristiana che vuole essere a suo modo vicino a questo dolore. Queste le voci delle istituzioni, le voci dei soccorritori, abbiamo sentito argomenti anche
piuttosto delicati come la possibilità di ritrovare effettivamente i dispersi o addirittura sapere che qualcuno di loro è caduto in un crepaccio e non c'è alcuna possibilità di ritrovarli, quindi una situazione molto, molto forte. Lo ricordiamo, sono a lavoro sia per i sopravvissuti che per i parenti delle persone disperse, delle vittime, ma anche per i soccorritori, per chi sta lavorando sul posto, psicologi in grado di dare una mano, dare supporto, perché il peso psicologico, emotivo di tutto questo è davvero, davvero fortissimo. Un esempio lo vediamo nei racconti di chi ha visto l'inferno di ghiaccio. Il racconto di quegli ultimi secondi di pace e silenzio prima che la montagna spazzasse via il destino di molti, il boato improvviso, poi la fuga che ha salvato Riccardo Franchin, ingegnere 27enne di Barbarano Mossano nel Basso Vicentino, come ci racconta al telefono il papà Mario. Quando ha capito dal boato, dalla vista che stava succedendo qualcosa di grave, è scappato, ha corso quanto poteva e poi è stato travolto dalla massa e lì ha perso conoscenza, si è rialzato, si è guardato intorno a vedere se riusciva a scorgere qualcuno dei suoi compagni, delle altre persone. Non ha visto nessuno e di lì e poi sono arrivati subito i soccorsi dal vicino rifugio e lì poi è stato trasportato insomma. Ancora sotto shock Riccardo è ricoverato in ospedale a Trento con escoriazioni, un trauma al fegato, ma presto potrà tornare a casa. Il pensiero va ai suoi compagni di cordata che non ce l'hanno fatta, la loro guida alpina di Valdagno, Paolo Dani e Filippo Bari, il giovane papà del CAI di Malo. La speranza è rivolta all'amico Nicolò Zavatta, 22enne, studente all'Università di Padova, anche lui di Barbarano. Chiaramente scosso, ha chiesto più volte di se ci fossero state notizie degli altri. L'apprensione di tutta la comunità rivolta a Nicolò, che risulta ancora disperso, e la vicinanza ai suoi familiari. Sono stati allertati appunto di questi due ritrovamenti, hanno visto questi due corpi, non hanno riconosciuto il loro figlio, pertanto sono fatto rientro a casa ieri sera e stamattina sono di nuovo in viaggio per Canazei. Intanto Francesco Rucco, presidente della provincia, che ha versato il tributo maggiore in termini di vittime, 3 quelle accertate e 4 i dispersi, si è recato al centro di coordinamento dei soccorsi a Canazei. Le ricerche continuano, crediamo nell'impegno delle forze del soccorso, appunto del soccorso alpino e dei carabinieri che sono in corso proprio in queste ore, l'impegno è massimo, speriamo che possano portare qualche buona notizia. Vediamo anche il versante più bassanese pedemontano di queste ricerche. Manuela la ricordo bene che il suo ragazzo, grandi amanti della montagna, e il papà mi ricordo che proprio gli dava anche delle indicazioni a suo tempo di dove andare, di come anche fare le cose in montagna. Comunque 2 ragazzi consapevoli e con la testa insomma sulle spalle, non erano avventurieri. Giovani innamorati della montagna, Emanuela Pirana e il suo compagno di vita e di passione Gianmarco Gallina, ritratti in questa foto con Davide Miotti, guida alpina dispersa con la moglie Erika Campagnaro, residenti a Cittadella ma proprietari di un negozio di alpinismo a Tezze sul Brenta. Originaria di Bassano, Emanuela adesso viveva a Villa d'Asolo con Gianmarco. Erano insieme domenica sulla Marmolada, un ghiacciaio che stavano affrontando come sempre, preparati e insieme a una guida. Anche se diciamo la Marmolada non è un ghiacciaio così vasto come possono essere altri, comunque non puoi andare da solo se non hai tanta esperienza e quindi con una guida insomma sicuramente è ottimale perché camminando insieme ti insegna anche cose che magari non si presentano al momento ma che potrebbero esserci. E l'evento sicuramente che è accaduto è stata una cosa non prevedibile.
Da domenica di loro nessuna notizia. Li cercano i genitori che sono a Canazei, centro operativo dei soccorsi, dove nello stadio del ghiaccio è stata allestita la camera mortuaria. Tra le vittime identificate c'è Tommaso Carollo, 48 anni, originario di Zanemma, residente a Tiene, alpinista esperto e amante della marmolada. Domenica era sul ghiacciaio con la compagna Alessandra De Camilli. Lei è ricoverata in ospedale a Trento. Lui non ce l'ha fatta. Proprio avete visto poco fa, anzi vediamo se riusciamo a farvela rivedere, visto che si parlava proprio di loro, l'immagine che Alessandra De Camilli ha voluto postare per salutare il compagno Tommaso. È stata pubblicata poche ore fa sui social, è uno dei primi segni di rinascita, di ritorno alla vita da parte di questa persona. È un post di Facebook che sta facendo il giro del Veneto, sta suscitando insomma grande dolore nelle persone che conoscevano anche Thomas Carollo. Fra di loro il presidente di Union Camere Veneto, Mario Pozza, aveva lavorato per loro. Tommaso Carollo, il 48enne di Tiene, una delle vittime della marmolada, aveva lavorato a lungo in Union Camere Veneto. Qui da noi aveva iniziato la sua carriera professionale, ricorda con un velo di tristezza Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Carollo, dopo questa esperienza, era diventato responsabile commerciale di un'azienda di Pordenone. Carollo era un ragazzo giovane con delle aspettative, molto preparato. Noi abbiamo avuto soddisfazione della sua esperienza in Union Camere e questo avrebbe fatto presagire che avrebbe avuto una carriera davanti brillante, e infatti così lo è. Adesso era un manager qualificato, molto ricercato, e purtroppo la vita ci ha riservato questo. Appassionato di montagna, amava le escursioni, era un esperto alpinista e amava la marmolada. Domenica con lui era andata la sua compagna, che si è salvata miracolosamente. Purtroppo la montagna, anche se tu hai esperienza, ha sempre delle insidie, e questo ci deve far pensare che bisogna sfruttare, tra virgolette, la nostra esperienza, e deve essere compatibile anche con quello che la natura al giorno d'oggi ci riserva. Tommaso è una delle vittime di una tragedia senza precedenti, lascia la compagna ed un figlio di 9 anni. Notizie di servizio arrivano anche dalla parte veneta della Marmolada. Le montagne della zona sono aperte, così i rifugi e il transito dei mezzi lungo il Fedaia. Chiuso è solo il ghiacciaio della Marmolada. Lo dice all'ANSA il sindaco di Roccapietore, Severino Andrea De Bernardin, sottolineando che sta passando un messaggio sbagliato. Sembra che qui non si possa più andare da nessuna parte, e lo credono anche i residenti. Si può fare il giro del lago di Fedaia, così come salire il rifugio Faliera, andare in zona parete sud della Marmolada e nella prospiciente Ombretta, dice il sindaco. Tutti i rifugi della zona, a parte quelli della Marmolada coinvolta vicino al ghiacciaio, sono aperti, e anche la via ferrata delle Trincee, dice il sindaco. Sul futuro della via che da Malga a Ciapella porta con Trebalzi fino a Punta Rocca si annuncia la parziale riapertura, forse già domani, della prima parte. Quindi ovviamente gli amministratori del territorio si preoccupano delle ricerche, si preoccupano di capire che cosa è successo, di dare tutto l'aiuto possibile alle persone coinvolte, però un occhio indispensabile per le ricadute turistiche in zona, in un momento della stagione in cui è importantissimo per tutto il territorio, già colpito, ricordiamo, da Vaia e dalle difficoltà degli ultimi tempi, un territorio che ha bisogno di non rallentare, non fermarsi, puntualizzazioni che arrivano dagli amministratori e che noi vigiliamo qui nel Focus TG. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo ancora parlando delle notizie che arrivano dalla Marmolada e dai territori che piangono persone scomparse o che aspettano notizie sui dispersi, e anche il vescovo di Treviso ha voluto dire due parole di vicinanza ai familiari. Sentiamole. Il pensiero viene proprio da dire al momento, adesso, il silenzio e la preghiera
perché è una tragedia, è un dramma di tante famiglie anche adesso nell'attesa, sono situazioni veramente che viste da fuori si può solo minimamente capire cosa succede, quindi la vicinanza e la preghiera, la speranza anche che qualcuno si possa ancora trovare superstite e la riflessione sul fatto che come collettività dobbiamo veramente pensare di non essere onnipotenti. Non dobbiamo certamente attendere delle tragedie per capire che è casa nostra la terra, che non ne abbiamo un'altra, che dobbiamo prendercene cura e dobbiamo cambiare davvero stili di vita perché così come andiamo avanti andiamo verso un baratro. E io da credente dico è anche un dono, è una creazione all'interno della quale siamo stati messi, è una meraviglia, ma non ci appartiene e dobbiamo lasciarla, consegnarla sempre meglio a quei giovani che hanno un diritto di futuro. Questo è il commento spirituale del Vescovo di Treviso, ma per poterla lasciare nelle mani dei giovani, di chi rappresenta il futuro, bisogna, secondo alcuni, anche salvare la montagna o i ghiacciai. La politica inizia a interessarsene, vediamo. Non è caduto un coppo dal tetto della casa nella Marmolada, non è nemmeno, come dire, caduto semplicemente il tetto, è caduta la casa, cioè non c'è stato solamente un distacco di un serracco, una slavina di superficie, è collassato il ghiacciaio, non era mai successo. Appena poco prima della tragedia in Marmolada, il senatore veneziano Andrea Ferrazzi era stato impegnato in una missione di 3 giorni in Valle d'Aosta, sulle montagne più alte delle Alpi, proprio per verificare lo stato di salute dei ghiacciai, trovando una situazione peggiore del previsto. Ovunque lo stato di scioglimento sta avanzando in maniera esponenziale. Proprio nel momento in cui eravamo nella verifica di un ghiacciaio sotto il Monte Bianco, sopra la Val Ferret, il sindaco di Courmayeur e il presidente della regione Val d'Aosta avevano disposto la chiusura dell'intera valle, perché il ghiacciaio sopra la valle si sta spostando 1 metro al giorno e c'è il problema, il pericolo di un distacco di questo tipo. Ero accompagnato anche dal presidente delle guide alpine della Val d'Aosta e mi diceva che quest'estate non si fidano nemmeno a predisporre i passaggi nei ghiacciai, a mettere le scale in orizzontali perché non sanno qual è il livello di crepacci. C'è una situazione del tutto inedita che non si è mai vista nelle nostre Alpi. Questo è il momento del dolore e del cordoglio che anche Ferrazzi esprime ai parenti e agli amici delle vittime assieme ad un ringraziamento a tutti quegli uomini e donne impegnati nelle difficili operazioni di soccorso. Ma è anche evidente che ci troviamo di fronte ad un problema strutturale legato ai cambiamenti climatici. Il fronte del ghiacciaio della Marmolada si sta ritirando ogni anno da 15 a 30 metri. E lo spessore sta diminuendo da 2 a 7 metri all'anno a seconda delle temperature. In 100 anni è cambiata la natura del clima, dobbiamo intervenire e intervenire immediatamente. Chiudiamo questo capitolo sulla Marmolada rifacendo un po' il riassunto di quello che è stato detto anche dal Soccorso Alpino Speleologico del Veneto nell'ultima comunicazione che riguarda le scorse ore. Questa mattina, vi ricordiamo, non sono arrivati aggiornamenti ufficiali di ritrovamenti di persone o di salvataggio o di ritrovamenti di cadaveri di dispersi. Quindi 8 delle 13 persone che si temevano disperse sono state rintracciate dalla Compagnia dei Carabinieri Cavallesi in collaborazione con l'autorità della provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto. Scende dunque a 5 il numero delle persone, tutte di nazionalità italiana, di cui non si hanno notizie dal pomeriggio del 3 di luglio, quando è avvenuto il crollo del ghiacciaio della Marmolada. Nel frattempo continua l'azione di riconoscimento delle 7 vittime del crollo del 3 luglio scorso, accanto alle operazioni di monitoraggio e recupero. Al momento la situazione è questa: i familiari hanno riconosciuto l'ultimo degli 8 feriti coinvolti nel crollo del ghiacciaio della Marmolada, che non era ancora stato identificato. Il numero dei ricoverati scende peraltro a 7. Ieri è stato dimesso uno dei feriti. Sono stati inoltre riconosciuti ufficialmente
morte, 4 vittime, tutte di nazionalità italiana, mentre altri 2 corpi sono in fase di riconoscimento, in attività di conferma anche dalle autorità consolari, perché ci ricordiamo che si parla anche di persone che arrivavano dall'estero per visitare la Marmolada, di cui vediamo in questi video eccezionali ancora altri momenti del drammatico incidente di domenica. Infine, attraverso altre ricerche sono stati individuati i proprietari e gli utilizzatori delle autovetture parcheggiate all'imbocco dei sentieri che portano al ghiacciaio. Tutti risultano negli elenchi in possesso delle forze dell'ordine. Queste erano le ultime informazioni ufficiali fornite dal Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto. Oggi, almeno fino ad ora, non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Ricordiamo anche il momento delicato, ci sono famiglie che aspettano di capire se i loro cari devono ufficialmente passare dall'elenco dei dispersi a quello invece dei defunti, quindi anche l'informazione in questi momenti ha il dovere di prestare la massima attenzione a quello che viene detto e alle notizie che vengono diffuse. Ovviamente tutto quello che passa qui dal Focus TG arriva da fonti importanti, certificate, come questo, come del resto nella nostra informazione. Adesso cambiamo pagina, restiamo nella cronaca, ma andiamo a Padova, ennesimo incidente mortale di questo 2022. Lo schianto violento tra un'auto e uno scooter, ancora un incidente mortale sulle strade del Padovano. La vittima è una di 52 anni che ieri sera verso le 22:45 stava viaggiando in sella al suo scooter lungo il cavalcavia Dalmazia. La vittima stava affrontando la rampa discendente quando all'improvviso, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è schiantata frontalmente con un'auto che proveniva dal senso opposto di marcia da via Tre Venezie verso via Sarpi. Ad avere la peggio è stata proprio la 52enne che era in allo scooter. Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. La donna viveva a Padova. Ferito anche l'automobilista che è stato portato in pronto soccorso e oltre alle cure è stato sottoposto agli esami del sangue per accertare la presenza o meno di alcol o altre sostanze. La polizia locale di Padova sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Paura anche a Montebelluna per un incidente stradale che poteva avere conseguenze davvero gravissime a causa di un tamponamento. 3 mezzi sono finiti al di là delle sbarre di un passaggio a livello mentre arrivava il treno. Si è rischiato il peggio ieri pomeriggio intorno alle 18 al passaggio a livello di via Storta a Busta di Montebelluna, dove un SUV della BMW ha tamponato un'auto e uno scooter fermi davanti alla sbarra abbassata per l'imminente arrivo del treno, spingendoli al di là dei binari. Il 32enne di Caerano, in sella al ciclomotore a terra tramortito, è stato spostato di peso prima dell'arrivo del convoglio diretto a Padova, mentre gli occupanti delle 2 auto sono scesi mettendosi in salvo. Impossibile bloccare il treno ed evitare l'impatto, avvenuto contro il SUV, rimasto sui binari e trascinato per quasi 200 metri, prima che il macchinista riuscisse a fermare la corsa. Il 32enne è stato trasportato in elisoccorso al Cafoncello di Treviso, mentre la polizia stradale ha raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Alcuni hanno riferito che al volante del SUV non c'era la donna cinese presente sul luogo dell'incidente, ma un ragazzino, il figlio, circostanza questa che però andrà ora vagliata. Questa notizia si sta occupando la nostra redazione, ovviamente per capire questo dettaglio così importante. Torniamo nel Padovano, massacra di botte il papà che lo aveva rimproverato perché ubriaco. Massacrato di botte dal figlio. L'unica colpa di un padre 67enne residente in un comune dell'Alta Padovana, quella di aver rimproverato il figlio 24enne che era tornato a casa per l'ennesima volta ubriaco. Una situazione che va avanti da tempo. Già in passato l'uomo era stato malmenato dal giovane. Questa volta però calci e pugni hanno ridotto in gravidissime condizioni il 67enne, che è stato portato in ospedale dai medici del 118 che hanno subito allertato anche i carabinieri. Il figlio si è accanito con calci e pugni soprattutto alla testa del padre. Portato in caserma, era già stato denunciato in passato per maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo ha un problema con l'alcol e spesso sfoga la sua violenza contro il padre, tanto che la sua vicenda è seguita dai servizi sociali del comune dell'Alta Padovana, dove risiede la famiglia. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Poi torneremo su questo tema perché ci sono anche altri dettagli importanti. In Veneto succede che c'è una forte crisi idrica, la siccità sta colpendo molte zone. Abbiamo parlato più volte di quello che sta succedendo anche a Padova, ma vediamo come sta andando in diretta con Valentina Visentin che ci aspetta dal centro storico. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, come potete vedere mi trovo sulla riva del tronco maestro del Bacchiglione a Padova, sotto Ponte Sant'Agostino e ai piedi della Specola, una zona centrale della città. Rispetto alla settimana scorsa c'è più quantità di acqua, complice anche il maltempo delle scorse ore. Questa notte infatti c'è stata un temporale abbondante e anche ci sono stati dei lavori per far defluire l'acqua lungo questo tratto di tronco maestro, che però è stato interessato in questi giorni dall'emergenza idrica e da una moria di pesci significativa, e proprio questa moria di pesci sta preoccupava perché poteva creare anche un'emergenza sanitaria, perché le carcasse dei pesci che stavano riaffiorando numerose dalle acque attirano i topi e le nutrie, e quindi oltre all'emergenza idrica ci poteva essere anche l'emergenza sanitaria. Ebbene, nelle scorse ore c'è stato la settimana scorsa c'è stato un vertice e oggi c'è stato anche un nuovo tavolo tecnico permanente del comune, un nuovo vertice con il vice sindaco Michalizzi e l'assessore Ragona, la provincia di Padova, il consorzio di bonifica al Genio Civile, proprio per coordinare queste operazioni. Si sta concludendo, si è conclusa la raccolta di tutti i pesci morti nei canali di Padova, decine di quintali di pesci recuperati. La situazione appunto più grave è quella sul tronco maestro, dove mi trovo io in questo istante, sul canale nello scaricatore. Le piogge, come vi dicevo, delle ultime ore fortunatamente ha migliorato un po' la situazione, perché sono caduti circa 15-25 mm di pioggia questa notte e quindi ha migliorato un po' la situazione. Non si registrano più segnalazioni di nuovi pesci morti, ma pesci che muoiono ovviamente sia per la carenza d'acqua e di ossigeno. L'intervento del comune è gestito da una ditta esterna che sta recuperando insieme alla polizia provinciale le carcasse dei pesci che sono per lo più lucci ma anche anguille, quindi la situazione è costantemente monitorata da questo tavolo tecnico permanente che si riunisce almeno una volta a settimana per fare il punto della situazione. I livelli dell'acqua restano comunque molto bassi, perché come vi può far vedere Federico Cibotto, nel punto dove mi trovo io di solito insomma l'acqua arrivava qui più o meno, questa parte dove vedete cemento di solito è comunque coperta dall'acqua, e anche in quella parte dall'altra parte dell'argine l'acqua più o meno sfiora quelle erbacce che adesso vedete invece spuntare dalle pietre. Quindi questa è la situazione del tronco maestro del Bacchiglione. Fortunatamente oltre al recupero dei pesci morti, nei giorni scorsi ci sono stati anche dei lavori di pulizia, perché cosa succede quando si abbassa l'acqua? Riaffiorano anche le erbacce, le alghe, queste vanno ad ostruire le chiuse e quindi impediscono il passaggio dell'acqua, e quindi non arriva poca acqua nei canali più interni. Valentina, giusto per informazione, ci sono arrivati i dati dell'ARPAV e che ci confermano che la temperatura, grazie alla rapida perturbazione di questa notte, è scesa di un paio di gradi, almeno la massima. Ieri eravamo a 37, l'altro ieri scusate, eravamo oltre 37 gradi, adesso qui la temperatura massima è stata raggiunta nel Veronese con 35 gradi e 7, le minime si sono un po' abbassate, attorno ai 16-17 gradi. Ci pare di capire anche che lì a Padova insomma si è abbassata di qualche grado la temperatura, non che sia un clima primaverile, però un po' meglio dei giorni scorsi.
Sì, allora con quella pioggia di questa notte, con il temporale di questa notte, già in mattinata si percepiva qualche grado in meno, la temperatura si era abbassata. Adesso siamo nelle ore più calde della giornata, la temperatura si è rialzata, tuttavia non è bastata la quantità di acqua scesa la scorsa notte per sistemare insomma la siccità che sta colpendo il territorio in queste settimane, e quindi insomma è stata una piccola goccia. Ovviamente la situazione è migliorata, come vi dicevo, perché qui non so se vi ricordate, ma nelle settimane scorse non scendeva l'acqua da questa parte, quindi diciamo che la situazione è decisamente migliorata, ma non è bastato solo il temporale di questa notte. Poi c'è ovviamente anche lo stato dell'aria con i livelli di ozono, che come ben sapete d'estate con le alte temperature l'aria si accumula l'ozono, e quindi anche l'aria diventa più difficilmente respirabile. Come vi avevamo detto, gli sforamenti di livelli di ozono sono già quelli consentiti da legge, sono già stati superati a fine giugno. Una situazione comunque in via di divenire che racconteremo nei nostri telegiornali. Noi ringraziamo Valentina Visentini e Federico Cibotto, grazie per queste informazioni. Noi ci riprendiamo la linea e naturalmente con la richiesta ai nostri colleghi, se dovessero arrivare notizie da Padova, di contattarci immediatamente, le daremo in diretta nel nostro telegiornale. Da Padova passiamo a Vicenza per un'operazione della Guardia di Finanza. Contributi Covid incassati durante il periodo della pandemia attraverso dichiarazioni irregolari. Si tratta di contributi legati alle misure di sostegno Covid. Nello specifico, l'attività della Guardia di Finanza di Vicenza ha consentito di accertare una frode complessiva per oltre 1.700.000 euro, con un'illecita percezione di sussidi statali per oltre 1.300.000 euro. L'erogazione di quasi 450.000 euro di contributi indebitamente richiesti ma non ancora riscossi invece è stata tempestivamente bloccata dai finanzieri. La Guardia di Finanza, al termine di un lavoro durato mesi, ha denunciato 44 persone, riscontrando 87 casi di illecita percezione di contributi a fondo perduto. Tra le aziende segnalate alla Procura Berica, imprese di volantinaggio, di fabbricazione e commercio di mobili, di lavorazione di legname, ma anche bar, gelaterie, attività di imballaggio e di confezionamento, di lavorazione orafa e un barbiere. I controlli hanno interessato quasi tutto il territorio della provincia, da Vicenza a Bassano, ai principali comuni come Schio, Tiene, Asiago, Marostica, Rosà, Cornedo Vicentino, Due Ville, Sandrigo, Altavilla Vicentina e altri. Abbiamo parlato poco fa della rapida perturbazione che si è scaricata stanotte sulle zone centrali del Veneto. Ha fatto qualche goccia, un po' di vento anche in montagna, ma ci si aspettava magari qualcosa di più. Le temperature si sono abbassate, come abbiamo visto, però non è che la situazione sia ancora ottimale, ma questo temporale ha fatto anche qualche danno del Padovano. Vediamo. Grandine come noci e prati che per qualche minuto sembrano coperti di neve. Violento il temporale che nella notte appena trascorsa ha interessato diverse aree del Padovano, in particolare la zona sud, da Casalserugo fino a Conselve, Pontelongo e Tribano. A Padova città sono caduti tra i 15 e i 25 mm di pioggia, accompagnati da raffiche di vento molto forti che hanno abbattuto alcuni alberi come questo in via Decorate del Valor Civile nel quartiere Paltana, dove di prima mattina sono intervenuti i tecnici del comune per ripristinare la segnaletica stradale. Sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, la maggior parte dei quali si sono esauriti di prima mattina. Danni ingenti sono stati causati alle colture, come questi orti di Casalserugo. In queste ore i comuni interessati stanno provvedendo al conteggio con l'aiuto della Protezione Civile. Positivo effetto del temporale, la leggera diminuzione delle temperature dopo giornate di caldo africano. Restiamo nel Padovano. Vi ricorderete, ieri ci siamo collegati con Vigonza, dove Valentina Visentina era col titolare di un bar preso letteralmente d'assalto da un gruppo di ragazzini minorenni che avevano addirittura lanciato delle sedie contro le vetrate del locale perché volevano da bere ovviamente alcolici e non gliene venivano dati. Oggi c'è stato addirittura un vertice in prefettura.
Non è stata una bravata, ma una vera e propria azione criminale con persone rimaste ferite e danneggiamenti importanti. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, definisce così l'episodio di violenza avvenuto davanti al locale Movenpick, dove un gruppo di minorenni domenica sera ha cominciato a lanciare sedie ed aggredire i baristi che non volevano servire loro degli alcolici. Preoccupato per una recrudescenza di fenomeni di vandalismo legati alla presenza di baby gang nel territorio comunale, il sindaco ha scritto al prefetto Raffaele Grassi, che ha convocato in queste ore un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. E ahimè non è un caso isolato. Segnaliamo infatti da mesi sia delle attività sempre di adolescenti violenti nella zona retrostante la piazza, sia la nostra polizia municipale nelle scorse settimane ha bloccato dei minorenni che guidavano in stato di ebbrezza un'automobile e che hanno cercato di forzare il posto di blocco della nostra polizia locale. Quindi, non essendo una situazione una tantum, abbiamo chiesto al prefetto un confronto per un intervento deciso. I carabinieri hanno identificato il gruppo di minorenni responsabili della rissa al bar, ma alcuni ragazzi che circolano nel comune arrivano anche da altri paesi. Già nell'area di Busa, dei giardinetti di via Bachelet, via Moro, già da un paio d'anni ci sono lamentele costanti dei cittadini, ci sono state segnalate anche lì delle bravate, delle situazioni che sconfinano poi dalla semplice bravata giovanile all'attività criminale, e quindi è una situazione che già ci preoccupava, e con l'insediamento della nuova giunta abbiamo preso in mano fin da subito, e qui poi è esplosa la situazione emergenziale con una serie di episodi ravvicinati e particolarmente violenti. Oltre alle forze dell'ordine, il sindaco vuole intervenire con progetti educativi per sensibilizzare i giovani a comportamenti corretti. Cambiamo provincia, cambiamo tema, anche se restiamo comunque nella pagina della cronaca, perché sono tornati in azione i lupi che ormai imperversano da qualche anno sull'altopiano dei 7 comuni. Negli anni scorsi si erano registrate tantissime predazioni di animali al pascolo. Quest'anno sembra che i branchi si stiano dedicando soprattutto ai cavalli, agli asini, ai puledri, alle pecore, soprattutto vicino alle case. Vediamo. 2 predazioni nel giro di poche ore e torna l'incubo dei lupi nell'altopiano dei 7 comuni. Poche ore fa un'asinella è stata sbranata, uccisa e parzialmente divorata dai selvatici in via Reitle nella contrada Ori di Foza, nell'area ai confini con il territorio comunale di Enego. La bestiola uccisa dai lupi era molto amata dai bambini di Foza e la sua triste fine ha suscitato un'ondata di dispiacere in tutta la zona. Le immagini dell'asinella smembrata con i suoi finimenti ancora sul muso ha subito fatto il giro dell'altopiano, dove ora è forte lo sdegno per la situazione legata alla presenza di branchi di lupi che da anni imperversano fra case, contrade e alpeggi. Solo il giorno prima era stato predato anche un puledro a zebbo di Gallio a pochissimi metri dalle case. Il sindaco Emanuele Munari ha ricevuto le immagini della predazione e le ha girate alla nostra redazione per sottolineare ancora una volta come il territorio sia stanco di vedere sempre più spesso animali da cortile, da allevamento e addirittura da compagnia finire divorati dai lupi. Torniamo in provincia di Treviso. Furti e rapine, arrestato un 59enne, era latitante da 12 anni. Lo hanno atteso all'aeroporto di Malpensa quando Gastone Rizzato, 59 anni di Preganziol pluripregiudicato, è sceso dall'aereo proveniente da Santo Domingo. Per lui sono scattate le manette. Non si aspettava di vedere allo scalo i carabinieri di Treviso e la polizia aeroportuale, ed invece il suo rientro per un breve soggiorno in Italia gli costerà il carcere. L'uomo deve ancora scontare una pena di 4 anni, 9 mesi e 6 giorni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso per associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti commessi negli anni 2004 e 2005. Non solo, il 59enne faceva parte di un'organizzazione criminale composta da trevigiani ed albanesi, guidata da un ex direttore di banca che aveva messo a segno decine di furti e rapine in ville e abitazioni del nord-est, nelle province di Verona, Treviso, Bolzano, Venezia e Padova. I bottini recuperati dalla banda poi venivano reinvestiti nell'acquisto di cocaina da immettere nella piazza trevigiana con la ricettazione della merce, autovetture, gioielli e monili in oro
provento delle scorribande. Gastone Rizzato si era dato alla fuga quando era venuto a conoscenza dell'esito sfavorevole di un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione per alcune sentenze di condanna per le quali aveva già espiato un periodo di reclusione ai tempi del suo ennesimo arresto nell'anno 2006. I carabinieri di Treviso, in collaborazione con il personale della stazione di Mogliano, avevano avviato serrate indagini. Da tempo, dopo la sua fuga, i militari dell'Arma monitoravano le piattaforme dei social. Dopo averlo individuato nella Repubblica Dominicana, hanno atteso che facesse un errore e così è stato. Rizzato è caduto nella trappola. Il 59enne ha chiesto un visto breve per tornare in Italia. L'ambasciata gliel'ha concesso e a quel punto è scattata l'operazione. Per lui ora si sono riaperte le porte del carcere a Bustarsizio. Arriva proprio in questo momento un'altra notizia dalla Marmolada. Allora, Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, concelebrerà con l'arcivescovo di Trento una messa di suffragio per le vittime della Marmolada, esprimendo così a nome di tutta la comunità diocesana la vicinanza a familiari, parenti e amici delle persone scomparse, molte delle quali appunto di origine iberica vicentina. L'appuntamento è sabato 9 luglio alle 18 a Canazei, quindi ci sarà anche questa celebrazione, poi arriveranno altre notizie nel corso della mattinata. A questo punto, prima di passare al tema della siccità, che tratteremo fra poco, subito dopo la pubblicità, con tante notizie che arrivano da tutto il Veneto, notizie in parte anche buone, perché abbiamo visto 2 gocce, un po' di vento stanotte sono serviti ad abbassare le temperature. Pare che sia in arrivo addirittura un drastico calo delle temperature sia massime che minime, ma tutto questo lo vediamo dopo la pubblicità, perché adesso noi facciamo una brevissima pausa. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Apriamo la pagina dedicata alla siccità, alle temperature, alle medie e a quello che sta succedendo in questa estate davvero infuocata. Abbiamo visto le scarse precipitazioni e rare precipitazioni che arrivano grazie al passaggio rapido di perturbazioni di solito non portano a nulla se non a qualche millimetro di pioggia che sicuramente può portare un attimo di sollievo, ma non cambia certo la situazione. La piovosità di questo periodo è ridotta al minimo, ma dovrebbe cambiare qualcosa. I meteorologi annunciano la fine del dominio incontrastato dell'anticiclone africano, che potrebbe perdere di potenza e permettere quindi, in una dinamica continentale, l'ingresso di aria polare dal nord. Le temperature sarebbero destinate a crollare, ovviamente il condizionale è d'obbligo, si parla di molti gradi in meno, addirittura nelle regioni del sud che in questo periodo sono nella morsa di oltre 40 gradi, potrebbero calare addirittura di 15 gradi. Pare che per il Veneto si possa scendere di quasi una decina di gradi. Questo potrebbe essere legato anche al passaggio di una perturbazione un po' più intensa. Stiamo vedendo immagini di gravissima siccità che sta colpendo la nostra regione. Siamo andati anche a vedere con la nostra redazione il fiume Brenta e ci hanno detto che i residenti, chi vive attorno al fiume, non l'aveva mai visto così. In alcune zone è una pietraia infinita. Lo stesso si può dire per il Piave. Insomma, tutti i corsi d'acqua, con tutte le situazioni, le ricadute per l'agricoltura, per l'acqua, per le famiglie. Quindi un'estate davvero complicata sotto questo profilo. Qualcosa potrebbe cambiare, lo vedremo nei prossimi giorni. Nel frattempo però le amministrazioni comunali richiamano gli enti e le istituzioni alle loro responsabilità proprio sul tema della siccità. Siccità, un nemico temibile, avido, ingordo. Si prende l'acqua e restituisce caldo, afa, mette in ginocchio l'agricoltura, pretende un sacrificio energetico per irrigare i campi, rende invivibili i corsi d'acqua per i pesci. Una crisi ambientale che diventa economica. Il Consiglio dei Ministri concede lo stato di emergenza e stanzia
36 milioni e mezzo di euro per 5 regioni, tra cui il Veneto, una media di 7,3 milioni a regione, al Veneto ne vanno 4,8. No, non bastano, sicuramente meglio pochi che niente, però insomma secondo me è una risposta al momento non sufficiente, e speriamo che siano comunque un segnale che porti altre risorse, perché qui l'emergenza è importante e quindi deve essere strutturato una serie di interventi per far fronte all'emergenza, che non può essere limitata solamente a quello che stiamo vivendo in questo momento. Servono progetti strutturali, urgono idee, ci vogliono fondi, soldi da investire in soluzioni strutturali per arginare le conseguenze del cambiamento climatico, che possono essere drammatiche, come dimostra la tragedia della Marmolada. I sindaci, ma anche le categorie economiche colpite dalla siccità, invocano un incontro con la Regione Veneto, un tavolo che oggi la provincia di Vicenza torna a chiedere con forza. Associazioni di categorie agricole, piuttosto che i consorzi e la parte ovviamente provinciale in rappresentanza dei sindaci, chiede un incontro con la Regione Veneto. È stata inviata una lettera all'assessore Caner e all'assessore Bottacin, sono passati ormai qualche giorno, una decina, e attendiamo che ci diano una risposta, vengano nel territorio. I fondi stanziati dal governo sono insufficienti, ai sindaci mancano istruzioni su come intervenire e dalla regione ancora nessuna risposta. La siccità è un nemico da affrontare, ma col silenzio non si costruiscono soluzioni. Il Vicentino lancia l'SOS. Anche a Padova le cose non vanno molto bene, l'abbiamo visto poco fa con la nostra collega Valentina Visentin, con Federico Cibotto, le sue immagini dei corsi d'acqua del centro di Padova molto in difficoltà, moria di pesci nei canali, e a questo punto il comune si mette al lavoro. Il Bacchiglione, che potete vedere grazie alle immagini di Cristian Roccaiende, ci pare leggermente più alto rispetto ai giorni scorsi. Assessore, ci conferma questa sensazione che abbiamo a occhio? Sì, sicuramente il livello si è alzato in questi giorni grazie a qualche pioggia, poi c'è stata anche la pioggia di questa notte che ha sicuramente contribuito, e oggi andremo a vedere quanto ha contribuito. Diciamo che in questo punto preciso comunque il livello era sceso, ma i punti preoccupanti erano poco più in là, diciamo, oltre il Ponte dei Cavai, che è dentro di fronte a noi, dove le acque dal Bacchiglione si biforcano, da una parte vanno sullo scaricatore, dall'altra parte entrano in città, nel centro storico, attraverso il tronco maestro e per poi andare nel Piove. Qua era il tratto del tronco maestro, i canali a esso collegati, come ad esempio il canale del Licorno, che erano i punti più preoccupanti. Però negli ultimi giorni abbiamo visto un miglioramento. Il basso livello di acqua negli scorsi giorni, compreso unito al caldo, ha fatto sì che siano morti moltissimi pesci nel punto dove dicevo prima, sul tronco maestro. Ad esempio ne sono stati raccolti l'altro ieri sono stati raccolti circa 520 kg di pesce morto, e ieri più o meno, stiamo attendendo i dati, ma più o meno ci immaginiamo altrettanti. È un problema quindi di tipo etico ovviamente, ma anche un problema ecologico, e rischia di diventare anche un problema igienico-sanitario, perché ovviamente delle carcasse di pesci morti nel centro storico possono creare dei problemi di tipo igienico-sanitari. Andiamo avanti con la pulizia, ma se tutto va bene non ci occuperemo più dei pesci ma dei rifiuti. E tutti questi pesci raccolti come verranno smaltiti? Sono rifiuti speciali, e quindi c'è una ditta specializzata che prevede la raccolta delle carcasse di animali, ha un contratto col comune di Padova, anche per quanto succede a altri animali che può succedere di trovare morti in città. 20 quintali di pesci erano stati ripescati morti dai canali padovani, vediamo il servizio. La situazione ancora permane molto grave, le piogge, come si diceva appunto, non hanno contribuito. Dobbiamo osservare non solo le piogge che cadono su Padova, ma le piogge che cadono dalla montagna a valle, insomma, perché poi sono queste le acque che vanno a ristorare canali, torrenti, che poi portano l'acqua al Bacchiglione, ai nostri fiumi. Ancora comunque la situazione è molto grave. Ad oggi la situazione di emergenza ambientale e di emergenza anche
igienico-sanitaria, perché gli abbassamenti dei livelli del fiume stanno provocando una moria di pesci. Ieri abbiamo stimato un 20 quintali di carcasse di pesce morto da raccogliere. Abbiamo stanziato, perché è una situazione alla quale ovviamente noi non siamo, come dire, dimensionati e preparati a un'emergenza vera e propria, abbiamo stanziato però da subito delle risorse, ingaggiato delle ditte che stanno raccogliendo questi pesci. State cercando anche, oltre al rimuovere i pesci morti, anche di spostare quelli che sono vivi? Sì, sono questi due i temi, insieme all'assessore Ragona, quindi con tutto il settore ambiente e gli enti, come dire, regionali preposti, quindi il consorzio di bonifica, il Genio Civile e la provincia di Padova, che si occupa in modo specifico degli animali, e stiamo coordinandoci per portare in acque sicure i pesci che sono vivi. L'altra questione è quella che sollevavi adesso, è la vicinanza dei nostri canali interni ad abitazioni e anche posti di particolare interesse della nostra città, insomma, e quindi vogliamo anche tutelare da una parte la partita che riguarda ovviamente l'emergenza, e questo va al primo posto, ma vogliamo anche che la città sia decorosa su una base di priorità che, insomma, avete capito dalle parole che stiamo dicendo. Insomma, stiamo lavorando ogni minuto, insomma, per fronteggiare una situazione inedita e decisamente grave. Adesso andiamo a Bassano, perché ieri era il compleanno, per modo di dire, della declarazione del Ponte Vecchio a monumento nazionale. È un periodo però piuttosto complicato per il ponte, vediamo. Prima lo spavento per un mozzicone di sigaretta che ha rischiato di mandare in fiamme la balaustra del Ponte Vecchio. Poi, cessato l'allarme, seppur contenuto, è tornato prepotente il dibattito sul mancato rispetto delle regole. Regole ben visibili agli accessi del ponte, su tutte il divieto di fumare. Il ponte si può vivere, si deve vivere, ma senza dimenticare, appunto, il rispetto. Un concetto ben chiaro a questi studenti che proprio sul ponte hanno deciso di festeggiare la maturità. Siamo venuti a festeggiare sul ponte, che è comunque il simbolo di Bassano, però comunque sempre nel rispetto del monumento, ecco. E quindi ci si può sporcare la camicia, ma non il ponte? Assolutamente sì. Sigarette in tasca, perché sul ponte non si fuma? No, è severamente vietato, si rischia appunto di prendere una multa molto salata, quindi bisognerebbe evitare, diciamo. Ma alla luce dei tanti episodi di degrado sanzionati e della presenza di videocamere, l'atteggiamento di passanti e turisti è cambiato negli ultimi tempi? E intanto che i turisti vengono sono sempre ben voluti. L'unica cosa che secondo me è negativa è quando vengono qui e sono vestiti da spiaggia. Il ponte di Bassano è una cosa meravigliosa, è un oggetto che merita solo rispetto. E torniamo al rischio di incendio sul ponte. Per fortuna ieri, dico, è successa nelle ore diurne in cui qualcuno se n'è accorto, ma se succede di sera probabilmente parte della balaustra potrebbe essere andata a fuoco. Il problema di trovare il colpevole è un problema fine a se stesso, giustamente va punito, ma se lei guarda nelle fessure ce ne sono centinaia di mozziconi di sigaretta. Poteva accadere in molte altre occasioni e potrà succedere in futuro se non cerchiamo di rispettare questo che è un monumento. Sappiamo che le autorità, le forze dell'ordine stanno visionando i filmati, perché il ponte è videosorvegliato, per cercare di capire chi abbia gettato quel mozzicone, se sia successo magari qualcosa di più, e naturalmente ve lo racconteremo nei nostri telegiornali. Cambiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, parliamo del Covid, perché sta rialzando la testa. Ci sono dei dati che ci dicono che c'è un boom di casi positivi. Abbiamo chiesto 30 posti letto in area medica da persone che arrivano al pronto soccorso, e che ovviamente invece di tenerle in hobby e farle aspettare possiamo avere un appoggio per queste persone, perché effettivamente gli accessi sono tanti. Ridurre la pressione sul pronto soccorso, l'elevato numero di accessi a causa del Covid e del gran caldo ha spinto l'azienda sanitaria a chiedere aiuto all'ospedale San Camillo, dove verranno destinati pazienti negativi al virus ma che necessitano di ulteriori giorni di ricovero.
e stiamo ragionando con l'ISRA per avere provvisoriamente 20 posti letto di ospedali di comunità non Covid, perché abbiamo il bisogno di mettere persone che si sono negativizzate ma che hanno difficoltà di tornare a casa. È un'ondata estiva di nuovi malati, questa causata da Omicron 5, che nessuno si aspettava e che sta mandando in sofferenza le strutture ospedaliere. D'altro canto il bollettino di oggi registra un boom di contagi, 12.206 in Veneto, 2.204 positivi nelle ultime 24 ore nella Marca, con 13.815 attualmente positivi in isolamento, 129 nel Trevigiano in ricoveri, 3 in terapia intensiva. Siamo in difficoltà, non nascondiamo effettivamente, io ringrazio e ribadisco sempre i nostri operatori per il lavoro che fanno. Abbiamo 140 positivi tra OSS, infermieri e medici e altri collaboratori. Abbiamo oltre 140 persone che non si sono vaccinate. Sommando insieme questi e tenendo conto che continuiamo a mantenere l'attività ordinaria e quindi fare tutto quello che serve e più anche l'abbattimento delle liste d'attesa, effettivamente è una situazione un po' difficile. In 21 comuni della Marca si è già superata la soglia dei 1.000 positivi ogni 100.000 abitanti. La speranza dei sanitari è che per il 15-20 luglio si possa superare questo picco e tornare a scendere, anche perché il Covid ha interessato pesantemente anche dei giovanissimi. Abbiamo avuto dei giovanissimi, ma è normale perché, ecco, come succede con gli adulti, noi abbiamo i ricoveri dei ragazzini, di minori, tanti non sono vaccinati. Abbiamo avuto questi ragazzi di cui 2 effettivamente erano Covid per caso, arrivati dentro solo perché avevano altre patologie, ed uno invece che è arrivato proprio con problemi legati al Covid. Numeri di fronte ai quali non sono comunque aumentate le quarte dosi. Le persone fragili non si sono resi conto che loro sono veramente quelli a rischio e il fatto di fare il booster, la quarta dose, li aiuta sicuramente a non venire in ospedale. Ci sono sempre più richieste di tamponi per quella situazione che si è venuta a creare con l'aumento dei casi, poi vediamo anche i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, tanto che le aziende sanitarie stanno decidendo di riaprire o comunque di ampliare la possibilità di eseguire i tamponi nelle proprie strutture. La pandemia, come ha detto lei giustamente, non solo non demorde, ma ha fatto una forte ripartenza nel numero dei contagi. La variante BA5 è molto contagiosa, pare che sia uno dei virus più contagiosi che mai abbiano interessato, almeno negli ultimi decenni, l'umanità, e quindi è molto infettiva e contagia tante persone. Questo ha dovuto far riprogrammare l'azienda sanitaria sia la parte tamponi che anche l'insistenza sulle vaccinazioni. Quindi il padiglione 6 doveva chiudere il 30 di giugno, l'abbiamo tenuto aperto intanto per ancora tutto il mese di luglio, con linee operative sui tamponi e sulla ripresa della quarta dose per la parte vaccinale. Boom di contagi da Covid in Veneto, oltre 12.000 nelle ultime 24 ore. In provincia di Padova sono circa 2.200 i nuovi casi e, in considerazione dell'aumento dei contagi e per andare incontro alle necessità dell'utenza, da oggi e per tutto il mese di luglio sarà possibile effettuare tamponi anche al padiglione 6 della Fiera di Padova. La prenotazione è sempre obbligatoria sul portale aziendale dell'ULSS 6 ed è possibile anche ad accesso libero, solo ed esclusivamente esibendo l'impegnativa del medico con la dicitura urgente. Per tutto il mese di luglio saremo aperti dalle 8:30 alle 13 sia per le vaccinazioni che per eseguire i tamponi alla popolazione che ne ha bisogno. Accettiamo anche il libero accesso a persone che hanno un'impegnativa urgente dal proprio medico di base e accettiamo anche le persone che o sono in attesa di negativizzazione o presentano sintomi e si possono prenotare sul sito dell'ULSS 6. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, la maggior parte delle vaccinazioni che eseguiamo ogni giorno è accesso libero e l'utenza solitamente parte dagli 80 anni, ma abbiamo anche fragili sotto gli 80 anni. E allora vediamoli insieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Ci dicono che ieri sono state riscontrate 10.745 nuove positività, che portano il numero di casi attualmente positivi nella nostra regione a 88.112. È una crescita
piuttosto verticale rispetto a quello che eravamo abituati a vedere nelle ultime settimane. Ieri erano state circa 12.000 le nuove positività, ma il trend è più o meno quello. Questa è tutta la situazione degli ospedali, ma ecco qui il dato complessivo. 780 sono le persone ricoverate in area non critica, di cui 591 ancora positive. Vuol dire che ci sono comunque parecchi positivi in ospedale, 189 quelli che si sono negativizzate. Cresce anche il numero delle terapie intensive, pur senza essere preoccupante, perché abbiamo visto dati molto peggiori, però insomma sta tornando a salire. 36 le persone ricoverate, di cui 26 attualmente positive, eravamo scesi a numeri molto più bassi, e 10 che si sono negativizzati. Il bilancio con la giornata di ieri è positivo di 31 unità in area non critica, sostanzialmente invariato, con un'unità in terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare anche 5 decessi, si torna a parlare di morti a causa del Covid. Torneremo a parlare del coronavirus per vedere cosa succederà, se la sanità regionale farà delle scelte in queste ore. Adesso invece parliamo di politica, perché è andato in scena il primo consiglio comunale padovano. Vediamo di cosa si è parlato. L'inno nazionale risuona nel cortile di Palazzo Moroni, preceduto da un minuto di silenzio per le vittime della tragedia della Marmolada e seguito poi dai rintocchi della campana della pace. Sotto gli occhi della statua della vecchia Padova e dei suoi cittadini inizia così il primo consiglio comunale del Giordani bis. Anche per il suo secondo mandato il sindaco ha scelto di aprire le porte della casa comunale ai padovani per renderli partecipi di un momento solenne della vita politica della città. Proprio ai suoi concittadini si è rivolto dopo il giuramento, promettendo di essere il sindaco di tutti, anche di quelli che non si sono recati alle urne. Un appello alla politica educata e non dai toni urlati. Tra le cose che generalmente i cittadini non sopportano più c'è il linguaggio, urlato, sempre sopra le righe, che il confronto e le proposte flessibili insultano, anche importanti carichi istituzionali e di legge, di avversario, politico come purtroppo abbiamo visto. La cosa mi ha molto amareggiato, anche negli ultimi giorni di questa campagna. Nel suo discorso programmatico Giordani ha affrontato il tema dei giovani, promettendo scuole aperte nei quartieri anche di sera e la promozione dello Ius Scholae sul modello di Bologna. Le politiche ambientali, i diritti, la salute e le opere per rigenerare i luoghi e strapparli dal degrado, portando cultura e sport. Durante la prima seduta il Consiglio Comunale ha proclamato gli eletti e nominato il suo presidente. All'unanimità, in terza votazione, è stato scelto il consigliere di maggioranza Antonio Foresta. Dichiaro dunque eletto Presidente del Consiglio Comunale Antonio Foresta e contestualmente lo invito ad assumere la Presidenza. Vicepresidenti del Consiglio Comunale, 2 medici, la gastroenterologa Franca De Lazzari per la maggioranza e Ubaldo Lonardi per la minoranza. Presentata e applaudita la giunta con Andrea Michalizzi, confermato vice sindaco, e le new entry Margherita Colonnello e Margherita Cera. Anche a Jesolo si parla della nuova giunta, vediamo. Ci eravamo presi un impegno nei confronti degli esolani, che era quello di insediare una giunta che cominciasse a lavorare entro una settimana. L'impegno l'abbiamo rispettato. E puntuale come un orologio svizzero, il neosindaco di Jesolo oggi ha presentato i suoi assessori. Luca Zanotto, già assessore in passato e scelto proprio per la sua esperienza in politica, sarà il vice sindaco con deleghe alla programmazione economico-finanziaria, società partecipate, servizi demografici, sistemi informativi e smart city. Martina Borin, assessore a edilizia privata, patrimonio, politiche per la casa, ERP, pari opportunità, politiche giovanili, ambiente e sport. Alessandro Perazzolo, assessore ai lavori pubblici, trasporti e viabilità, personale, commercio e attività produttive. Deborah Gonnella, politiche sociali, istruzione, cultura, frazioni e associazionismo. Manca il quinto assessore, che sarà presentato giovedì. Si tratta di un tecnico e che tra le varie deleghe avrà quella al turismo. I criteri per andare a individuare gli assessori non sono stati
esclusivamente quelli del consenso, quindi dei voti presi, ma della competenza, quindi abbiamo cercato di mettere degli assessori che potessero essere in grado di gestire i referati a loro assegnati, ma, e questo è quello che ho chiesto a loro come impegno personale, una capacità di lavoro sopra la media, perché abbiamo 5 anni in cui ci sarà molto da lavorare, quindi pretendo e richiedo a loro un carico di lavoro importante. La squadra si è già messa al lavoro nel pomeriggio con la prima riunione di giunta. Il sindaco ha voluto tenere per sé la delega alla sicurezza. Penso che i rapporti di primo livello con la questura, con il signor prefetto, con le forze dell'ordine debbano essere poi tenute dal primo cittadino direttamente. La situazione non è assolutamente fuori controllo, è monitorata. Ovviamente, come tutte le grandi realtà turistiche, ci sono degli episodi limitati e circoscritti, gravi sicuramente, su cui non intendiamo abbassare la guardia, quindi nei prossimi giorni andremo ad adottare, d'accordo con la prefettura, dei provvedimenti, delle ordinanze che cercheranno di dare una risposta. Ovviamente a questo noi chiediamo non tanto al signor prefetto, che si sta comportando in maniera egregia nei nostri confronti, ma alla politica e al Ministero la possibilità di avere ulteriori forze dell'ordine, perché sono fondamentali per garantire il controllo del territorio. PNRR, in arrivo centinaia di milioni di euro per l'assistenza territoriale. Il Covid ha fatto emergere molte situazioni di criticità e di difficoltà. Parliamo del ritardo delle liste di attesa nella sanità, parliamo della carenza dei medici, carenza di personale, e quindi nel momento in cui io vado a rimettere insieme un sistema, un assetto territoriale di sanità, non posso non tenere conto di questo, ed è questo che ci chiedono i pensionati di rappresentare. Se il Covid ha messo a nudo le criticità della sanità e dell'assistenza territoriale in Veneto, sostengono i sindacati dei pensionati di CGIL e CISL e UIL, ora, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, una rivoluzione del sistema sociosanitario territoriale è possibile e attuabile in modo concreto ed efficace. In Veneto, infatti, ci sono circa 316 milioni di euro destinati a progetti per i servizi di prossimità, dall'assistenza domiciliare alle case di comunità, dai medici di medicina generale alla presa in carico degli anziani non autosufficienti. Noi vorremmo confrontarci con la Regione perché ci sia una distribuzione più equa della collocazione delle case di riposo, delle case di comunità e degli ospedali di comunità, che non è distribuita equamente nel territorio, non risponde ai bisogni delle persone anziane, non risponde ai bisogni dei cittadini, e noi chiediamo anche alla Regione che si impegni fortemente per rafforzare la sanità pubblica, perché vediamo con preoccupazione una strisciante privatizzazione dei servizi. Il PNRR, sottolineano ancora le segreterie regionali dei pensionati di CGIL, CISL e UIL, offre la prima vera occasione per ridisegnare una volta per tutte l'assistenza territoriale, sanitaria e sociale, mettendo al centro la persona, ed è arrivato il momento di entrare nel dettaglio della realizzazione di questi progetti. Il PNRR prevede questa riforma come fondamentale, deve essere fatta entro una determinata scadenza. Per ora non abbiamo ancora risultati, e una legge sulla non autosufficienza garantisce alla popolazione di poter avere degli strumenti per poter intervenire rispetto a questo. Chiudiamo con una bella notizia per Vicenza: il cortile di un palazzo storico diventerà una piazza green. Un nuovo salotto per Vicenza, una piazza inedita, non scontata. Laddove c'era un cortile abbandonato, dimenticato, inutilizzato, oggi nasce un angolo da vivere in pieno centro storico a Vicenza. Siamo all'interno dell'antico palazzo Cordellina, riqualificato e restituito ai cittadini, agli studenti, ai turisti. Io sogno qui di vedere studenti con un libro, ma perché no, anche con un panino a chiacchierare, perché i luoghi della città vanno vissuti in tutti i modi sani possibili. Un nuovo angolo di Vicenza con alberi e panchine, alcune con parole simboliche. Guarda, ascolta, pensa. Così un cortile dimenticato diventa una piazza ritrovata. Un cortile un po' bruttino, che è la sede della Biblioteca Bertoliana, che prende nuova vita e diventa una piazza, in realtà una piazza verde. Grazie ad alberi, un albero già esistente, nuovi alberi e anche delle siepi meravigliose, nuove sedute, alcune tra l'altro in pietra, anche con delle parole simbolo importanti per un ambiente culturale. È una piazza che viene ridonata nuova alla città di Vicenza, a disposizione degli studenti ma anche dei turisti, di tutti coloro che vogliono qui venire, riappropriarsi di un luogo della città e farlo attraverso la natura.
Nello spazio così disegnato verranno inseriti dei tavoli con una canaletta di acqua corrente. Il suo suono evocherà il benessere e il relax, che vogliono essere il senso più autentico della nuova piazza, che sarà anche e soprattutto un giardino. Un cortile che rinasce con un primo inserimento di piante e un successivo sviluppo che andremo a cercare con le forze del comune e dei privati. Coinvolgeremo anche i privati per portare questo cortile a essere un nuovo giardino del centro storico. Al momento non ci sono novità dalla Marmolada, è tutto fermo a quanto vi abbiamo detto in apertura di telegiornale, e quindi noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verina e Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutte le altre notizie dal territorio e vi auguriamo un buon pomeriggio.